questa la posso raccontare anche fuori onda, diciamo. Spero di non sembrare quello che dice cose che non può dimostrare, perché mi dispiacerebbe molto. Perché dico questa cosa? Questa cosa la sto dicendo perché è arrivato ieri un commento ad un video sul canale YouTube nel quale dicevo che è pressoché inutile montare la sirena cablata, quindi con il cavo tanto in alto, se devo fissare il cavo esternamente all'abitazione o comunque fissato sulla parete, no? Io nel video parlavo di chiodini addirittura, ma è arrivato questo commento che mi dice che praticamente io dico fesserie, no, non è esplicitato, ma se tagli il cavo alla sirena, anzi no, pardon, se tagli alla sirena l'alimentazione va in sabotaggio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti esclamativi e ti arriva sul telefono l'allerta. Ma di cosa stiamo? Di coda stiamo parlando? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti di domanda e addirittura con una smile che ride. Ora, su questa cosa, giusto per iniziare a entrare nell'argomento, vorrei fare una piccola precisazione. La sirena cablata da esterno, autoalimentata nel caso specifico, funziona, buonasera Maurizio, funziona con l'alimentazione a mancare. Che cosa significa? Significa che tolgo l'alimentazione e quella inizia a suonare. Se, buonasera Davide, se io manometto il cavo della sirena e riesco a far arrivare alla sirena 12 volt da un'altra sorgente, non fatemi entrare troppo nei dettagli perché non voglio insegnare a nessuno a manomettere le sirene, ma se riesco a far arrivare 12 volt da un'altra sorgente alla sirena, quella non suona più. E non è vero che se taglio l'alimentazione va in sabotaggio. Se taglio l'alimentazione, eventualmente va in allarme. Il sabotaggio è un'altra cosa. Il sabotaggio della sirena sarà eventualmente avrà altri 2 conduttori che portano la linea antisabotaggio alla centrale. Ma se io taglio solo l'alimentazione e la cosa è fattibile, la sirena va in allarme eventualmente. Però ci sono persone, ai noi, che non sanno di cosa parlano, non sanno cosa scrivono, ma parlano e scrivono. Questo per il settore è piuttosto deleterio, perché poi si incontrano persone che ne sanno anche meno e che credono a questi, posso chiamarli ciarlatani, spero di non offendere nessuno. Intanto continuo a mettere partecipanti. Ecco, quindi nel frattempo, buonasera Riccardo. Nel frattempo abbiamo fatto le 18:30, scusate per il piccolo fuori onda che riguardava la sirena, ma ci tenevo a... Buonasera Fabio, ci tenevo a raccontarvela perché succede questo e altro. D'altronde ho deciso di fare video, ho deciso di utilizzare YouTube per fare video, quindi mi espongo, ci metto la faccia,
sapevo benissimo che questo mi avrebbe esposto anche alle critiche, ma le critiche ci stanno tutte se sono costruttive. Io, come ho detto a quella persona, credo di affermare sempre e solo ciò che riesco a dimostrare anche con i fatti, quindi non è mia intenzione prendere per i fondelli nessuno, anzi piuttosto è mia intenzione divulgare concetti certi, provati.